In collaborazione con Casa Zanotto in Villa Trepanoce. Questa è una trasmissione puntata, che facciamo, una puntata speciale, sì. faremo 3 trasmissioni su Radicchio e tu ci racconti. Ciao Armando, come stai? Bene, bene, Mi ero te? dimenticato di salutarti. Cari perché- amiche e amici, buongiorno. Buongiorno. care amiche e amici. Buongiorno. Ma guarda che abbiamo tanti. Buongiorno per tutto il giorno. Questo sabato vi diamo sempre la solita ricetta del sabato, caro Bruno, e che è adesso, care amiche, è il periodo migliore per mangiare il radicchio rosso di Treviso. E difatti, Armando, perché facciamo queste 3 puntate? Questa è la prima delle 3 Certo. puntate che faremo proprio col tema del radicchio. Io vedo dei libri qui, Armando, e il radicchio in cucina è il libro che ha fatto assolutamente più copie. Un bestseller. No? Possiamo Prego, vederlo, prego. guardate, eccolo qua. Infatti, allora il primo è stato stampato nell'84, pensate. Dall'84 all'87 ci sono state una ristampa nell'84, una seconda edizione nell'85, poi andiamo nell'87, nel 93 e nel 97 con le riedizioni e ristampe del libro. Oltre 50.000 copie. Dopo è stato fatto l'altro libro che Certo. è quello, come si chiama? Il radicchio sempre di Il Treviso. radicchio di Treviso. Ma su radicchio sono state fatte veramente molte ricette, è andato a ruba, si può sì, dire. sì. Eccolo qua. Allora, oggi dimmi, ne presentiamo 3 di ricette, Sì, no? questa Allora, è dimmi la prima. la prima è una ricetta molto semplice, è il radicchio rosso di Treviso all'agrodolce. Questo radicchio si può prestare benissimo per, per abbinarlo con qualsiasi salume, può essere abbinato anche con un bollito perché il suo agrodolce è piacevolissimo, può essere abbinato anche con il pesce che si sposa molto bene e poi vi dico, mie care amiche, lo potete conservare nei vasetti una volta che avete fatto questo procedimento di questa ricetta e lì potete tirarlo fuori quando il radicchio non c'è più. Allora Armando, dobbiamo anche ringraziare i nostri amici che ci sostengono in questa nostra avventura. Certo. Abbiamo fatto 12 puntate, una speciale, 3 super speciali e poi ne faremo una proprio stragrande, Ah, sì? speciale così. Che non lo vuoi dire? No, lo dirò, lo faremo con la presenza degli sponsor, perché sono persone che meritano per sostenere la cucina italiana, le peculiarità della cucina, la grandezza della storia dei nostri cuochi, Certo. e ci vanno anche degli sponsor, degli amici. Certo. Noi abbiamo i Bibanesi, e i Bibanesi è un'azienda del territorio che è conosciutissima in tutto il mondo. Le Manzane, che spedisce vino in tutto il mondo. Le Manzane Bene. fa un prosecco straordinario. Se ci fosse qui la Anna oggi, ma non poteva venire, Sì. ma lei la troveremo nell'ultima puntata. E poi Ruggero Carraro, che è concessionario di diversi marchi di auto, e li dobbiamo veramente ringraziare per il sostegno che ci danno. Adesso però ci devi dare la ricetta. Oh, bene, mie care amiche, come dicevo prima, adesso le ora di mangiare radicchio, no? Quando che arriva ottobre, no, novembre, no, guarda il sole e che fa un sorriso, lui contraccambia il sorriso, però ti abbi pazienza che ti viene più buono. Allora,
Adesso fino a metà febbraio è il massimo che ti dà il radicchio rosso di Treviso. Una goduria, il croccante che lui trasmette quando lo mangiate, il croccante dolce e amaro, è una fine del mondo. Ecco, adesso, ecco perché vi do tutte queste ricette, perché dovete provarle. E quindi la ricetta di oggi, che è questo radicchio rosso di Treviso all'agrodolce, è composta, non è... Io vi cerco di dare sempre ricette che abbia pochi ingredienti, così spendete pochi schei. Poi adesso te lo trovo anche a un buon marcare, radicio, Bruno. Beh, mica tanto, sai, mica tanto, perché siamo in un periodo di crisi e il radicchio costa abbastanza, però si può ancora Sì, sì, approcciare, sì, cioè dobbiamo tener conto che mezzo chilo di radicchio mangi Certo. una famiglia in Certo, 4 persone, certo. insomma. Poi dipende Sì, sì, da sì. come lo vuoi fare. Allora, per questa ricetta ci vuole 6 cespi di radicchio rosso di Treviso, no? Un mezzo litro di aceto rosso, dopo che voglio 60 grammi di zucchero, poi che voglio 2 ramoscelli di rosmarino, 4 grammi di pepe nero e poi 4 chicchi di garofano, sì, di chiodi di garofano, un pezzetto di cannella in canna, anche 2, e poi un mezzo litro di acqua e vino bianco. Ma le foglie di alloro Sì, è per dare... sì, giusto. Il foglio d'oro è per dare il profumo a questo radicchio, aggiunge Ecco. un altro profumo che trasmette con gli altri, con le altre spezie, aggiunge un piacere migliore. Quindi semplicemente preparazione. la preparazione è semplice, quindi prendete il mezzo litro di aceto e vino e mezzo litro di aceto puro, aggiungete lo zucchero, lo fate, mettete tutte le spezie indicate e lo fate bollire per 2 minuti, 3. Dopodiché immergete il radicchio tagliato nel senso della lunghezza in 4 parti. E lì lo vedete Sì, bene sì, come in è 4 stato parti. tagliato. E lo immergete in questa bagna di aceto e vino. 5 minuti deve bollire, no, non di più. Poi lo togliete da questa cottura, lo lasciate raffreddare, conservate il liquido. Quando è raffreddato lo rimettete nel liquido della cottura e lo lasciate lì per qualche giorno. Dopodiché può essere subito mangiato in qualsiasi maniera, col bollito, con i salumi, con Sì, il ma naturalmente quando tu li fai bollire aggiungi tutte quelle spezie Certo, che certo, che certo. hai detto. E poi volete rivivere quando non c'è più il radicchio, sentire emozioni di radicchio ovviamente diverse, lo potete conservare su dei vasetti di vetro con il liquido di cottura. Ovviamente può essere un po', quando lo togliete potete pennellarlo con un goccio d'olio. E questa è la ricetta. Ma bisogna farlo bollire e poi far uscire cioè metterli quasi sotto vuoto? No, Ah, sui- non serve. sui vasetti, Questo è sì. molto importante. E questo è piacevole. Bene, Quindi- questa è una ricetta che sicuramente Certo. è semplice da fare, da realizzare. Noi vi salutiamo, Siamo. vi ringraziamo per essere stati con noi. Scriveteci se volete qualche indicazione, noi l'abbiamo data a diversi Certo, amici e certo, amiche che certo, ci hanno certo. telefonato. Potete Noi siamo telefonare. disponibilissimi e alla prossima puntata. Ciao Certo. amici, ciao, arrivederci. Buon sabato, buona domenica e buon aperitivo pranzo. Può essere anche come per il pranzo, certo. Ecco. In collaborazione con